Cefalù Corse. Sono 11 le scuderie rappresentate in questa competizione, la più numerosa delle quali, come abbiamo detto prima, è la Project Team con 11 portacolori, seguita dalla Royal Cefalù con 10 equipaggi. E allora noi continuiamo con il numero 14, Domenico Monreale, Giuseppe Scolaro, altra Renault Clio Williams della FR Motorsport. Guarda un po' chi c'è qui, e beh, qui ce n'è anche tantissima di esperienza. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Siamo qua pronti alla partenza, ci prepariamo per domani ad affrontare questa bella battaglia con una classe agguerritissima, con Roberto, con Valisi e gli altri. Vediamo. Era anche tanto il tuo desiderio di rimetterti al volante, finalmente ci siamo, finalmente siamo in abitacolo. Grande Gabriele Monreale, noi lo salutiamo, e che sia anche per loro, per Monreale e Scolaro, un grande secondo rally Cefalù Corse. Numero 14, quella vettura che sta per lasciare la pedana di partenza, e si procede con chiamando al via un altro equipaggio. Vieni Gabriele, lo dicevamo ieri sera, su questa macchina c'è tanta esperienza, portatevi pure al centro del palco, giù dalla macchina, e poi vi diremo come procedere per la cerimonia del podio. Ben arrivati, complimenti ad entrambi ragazzi, venite qui, mettiamoci a favore di videomatori e di fotografi. Chiudiamo lo sportello. Gabriele Monreale, Giuseppe Scolaro, mi metto un attimo in mezzo, Roberto, anzi mettiamoci pure ai lati. È stata una gara veramente tirata, veramente appassionante, veramente dura. Sul centesimo dei secondi ti stavi giocando il podio, alla fine c'è stata l'occasione e addirittura agguantato il secondo gradino. Sì, stamattina sulla prima prova si è rotto l'interforo dei caschi e abbiamo fatto la prima prova senza note, abbiamo perso un po' di tempo e poi piano piano abbiamo recuperato. Mi dispiace per Roberto Lombardo, la vittoria era sua, però mi dispiace per lui veramente. Poi la gara è cambiata, ha vinto Salvatore Locascio, sono contento. Io voglio ringraziare la Blue Orange per la magnifica macchina che ci ha dato, al mio navigatore e a tutti i miei amici dell'FR Motorsport, che con tanti sacrifici stiamo realizzando grandi cose. E noi volevamo
sottolineare la sportività di Gabriele nel ricordare per l'appunto l'inconveniente occorso a Roberto Lombardo e i complimenti fatti al vincitore. Bravo Gabriele! Non avevamo capito che quelli erano tuoi amici, non si capiva, era secondo noi una cosa assolutamente normale. Allora, un saluto al grande pubblico, mettiamoci sempre a favore di telecamera e poi procediamo con la cerimonia del podio. Sei contento? Sì, molto. Te l'aspettavi stamattina? Ma diciamo di no, ma poi dopo metà gara magari un po' di più. Poi sì. Allora, ragazzi, vi do io delle istruzioni di servizio. Portate la macchina sul ciglio del podio e guadagnate la vostra posizione sul gradino relativo del podio, perché noi dobbiamo accogliere un altro grande protagonista. È arrivato Ciccio Giardina, invitiamo anche gli altri componenti della Cefalucorse per consegnare i riconoscimenti da parte dell'amministrazione comunale, l'assessore Lazzara, e noi vi diciamo... È arrivato anche il sindaco di Pollina, visto che quest'anno il nostro rally interessava anche il comune di Pollina. È arrivata Magda Gulotta, il sindaco di Pollina. Bentornata su questo palco, grazie per essere nuovamente presente, prego. Noi abbiamo vissuto una grande giornata di sport, spero che anche dalle vostre parti si sia respirata questa atmosfera. Il sindaco di Pollina e l'assessore si complimentano con ciascuno dei componenti il podio, con il primo, secondo e terzo classificato. Ebbene, allora insieme ai rappresentanti della Cefalucorse possiamo procedere con la consegna dei riconoscimenti, cominciando dal terzo gradino del podio, dove sono saliti Alessandro Casano e Mattia Orio. Loro sono terzi assoluti, secondi di gruppo e primi di classe Super 1600. Per loro non finiscono qui i premi, perché ci sarà anche un percorso omaggio presso l'Acqua Verde, un percorso omaggio per essere presso l'Acqua Verde, quindi un bel po' di premi che portate nella vostra Lombardia. Prego. Dopo una giornata di gara ci vuole una giornata passata al e questo ora dove portate? Arrivati in aereo, no? Questo è anche per voi, presso la comunità del Cefalù. E allora, terzi classificati, ecco qua, questo è vostro. Alessandro Casano, Mattia Orio, mentre secondi classificati sono Domenico Gabriele Monreale e Giuseppe Scolaro, che sono anche primi di gruppo e primi di classe. Altra valanga di premi, perché per loro arriva una cena presso il ristorante Lisca, 2 pernottamenti qui presso le eccellenze dell'ospitalità di Cefalù, e quindi tanti premi anche per i secondi classificati che si piazzano anche al primo posto della loro classe, ovvero produzione Evo E7. Parliamo del cilindrate fino a 2000 cm3 di quello che era l'ex gruppo A per vetture costruite prima di un determinato anno, non diciamo quale perché sono delle vetture ancora assolutamente attuali. Ebbene, manca la consegna al primo equipaggio assoluto. In questo chiediamo naturalmente l'aiuto dell'assessore Lazzara, del sindaco di Pollina, dell'onorevole Magda Culotta, per consegnare questi voluminosi premi, questi voluminosi riconoscimenti all'equipaggio che ha vinto il secondo rally Cefalucorse con un tempo totale di 25 minuti 46 secondi 9 decimi con la Citroën Saxo VTS. Portacolori della scuderia CST Sport, Salvatore Locascio, Salvatore Cangemi, sono primi assoluti, primi di gruppo e primi di classe. Ora ci spostiamo, così i fotografi hanno la possibilità di immortalare in questo momento soprattutto il podio. Ragazzi, I premi li abbiamo elencati, un attimo te li ridò, giuro. E allora, grazie Marco, classificati il weekend presso l'Astro Suite e abbiamo ancora una cena per 4 persone presso il ristorante La Locanda del Marinaio. Ragazzi, questo è per voi. Ma dico, perché sprecarlo? Non era meglio berlo? Va bene.
metterò a conto di Locascio le casse, auguri e complimenti a Totò. Grandi Ragazzi, congratulazioni complimenti. ai migliori protagonisti del secondo rally Cefalù Corse, vincitori Salvatore Locascio, Salvatore Cangemi, seconda posizione per Domenico Monreale, Giuseppe Scolaro, terzo gradino del podio per Alessandro Casano e Mattia Orio, l'equipaggio che arriva dalla Lombardia, dalla provincia di Bergamo. E allora direi che è anche l'occasione, Ciccio per favore, di voler consegnare la Coppa Scuderie, perché è stata vinta dalla FR Motorsport, possiamo consegnarla in rappresentanza del sodalizio all'equipaggio Monreale e Scolaro. E quindi una grande gioia che condividono tutti insieme i portacolori della FR Motorsport, ma noi ricordiamo anche le scuderie che sono salite sul podio. Contestualmente Nunzio Castiglia consegnerà la Coppa Under 25 a Salvatore Locascio come miglior giovane in gara. Salvatore Locascio insieme al suo navigatore Salvatore Cangemi, Domenico Monreale, Domenico Gabriele Monreale e Giuseppe Scolaro hanno portato alla FR Motorsport il titolo delle scuderie per questa gara, mentre Alessandro Casano e Mattia Orio, portacolori della Twister Italia, porteranno nella loro Lombardia in provincia di Bergamo un meritatissimo terzo posto, una grande gratificazione, una grande soddisfazione che arriva dalla Sicilia. E allora scambio di complimenti per tutti e poi le vetture dovranno raggiungere